Nel Museo del Merletto ha trovato posto una scelta di dipinti della cosiddetta Scuola di Burano, un gruppo di sperimentatori a cavallo fra la grande tradizione pittorica veneziana e la rivoluzione del Novecento. Luca Colombo. La sera salpavamo verso Burano Beata e là, nel crepuscolo incantato, finivamo di demolire tutta l'arte decrepita. Nel 1948 Nino Barbantini, primo direttore di Capesaro, la frontiera delle avanguardie artistiche nella Venezia della Biennale, evoca l'isola dei ribelli. I primi che vi si stabilirono all'inizio del Novecento per un periodo furono Gino Rossi, di ritorno dalla Bretagna di Gauguin, dei suoi discepoli francesi, e Umberto Moggioli. La piccola mostra allestita negli spazi del Museo Civico del Merletto racconta il cenacolo a cui diedero vita. Semeghini, Springolo, Seibezzi. Gli esiti fecondi della Scuola di Burano si spingono agli anni 50 con Gigi Candiani, pittura di luce. Nella vastità della Laguna Nord, fra le case colorate e le vigne, quei pittori di paesaggio cercavano una semplicità primordiale, un fragile rifugio. I segni inquieti di Gino Rossi prefigurano il tumulto di Emilio Vedova. Del premio Burano del 46 resta una sua cronaca burrascosa. In disaccordo con la giuria, Vedova dice di aver gettato in canale i suoi quadri. Non era vero, ma è la scintilla della rivolta. Gli altri concorrenti ce li buttano sul serio, lui piazza i suoi per 1000 lire. Pensando alla rarità delle vendite d'allora, scrive ancora Barbantini dei ribelli di Capesaro e Burano, viene da supporre che di passione i più dei nostri campassero.